Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto dallo Spazio Più in collaborazione col Sinappe del venerdì pomeriggio. Sono Mimo Magnetta, oggi sono orfano dello Sparacazzate, che appunto è impegnato al lavoro, ogni tanto deve lavorare anche lui, mentre invece ho con me, penso che dovrebbe essere già con noi, Antonio Fellone. Lui non manca mai, lui è sempre presente. Antonio, buongiorno. Antonio, buongiorno Mimmo, buongiorno a tutti. E o vero o non è vero che tu ci sei sempre, mentre quell'altro ogni tanto lavora, tu invece sei sempre disponibile? Vabbè, quando l'assenza è giustificata dal lavoro, onore a lui. Quindi buongiorno a tutti, buongiorno a te Mimmo, alla regia, a tutti coloro che ci ascoltano, e grazie per Radio Libertà, per lo spazio, al SINAP e alla polizia penitenziaria. Mimmo, dimmi. Una notizia tecnica di servizio. Sì. È pronto, lo puoi chiamare Mirko? Subito? Può già andare su subito? Skype, quindi sì, assolutamente sì. Anche Mirko su Skype? Sì, sì. Va bene, pensavo che lui invece fosse fosse al telefono. Va bene. No, allora. è pronto. È pronto. È già pronto, possiamo chiamarlo anche subito. Ecco, questi sono gli inconvenienti della diretta, quando le cose diretta. Ma questo dimostra che siamo veri. Sì, siamo veri veramente, soprattutto tu che sei sempre disponibile, perché tu non manchi mai di ringraziare questa radio per lo spazio che appunto dà a te e a tutti i tuoi colleghi della polizia penitenziaria, però tu ci sei sempre. Non ci fosse una volta... Anche dal mare, anche dalle vacanze, ti ricordi? E in qualcosa abbiamo fatto spesso le dirette. In qualcosa ci assomigliamo. Anche io penso, ho fatto le trasmissioni anche quando ero ricoverato in ospedale, fa conto da un punto strategico del San Raffaele di Milano. Io ho fatto trasmissioni sull'allora Radio Padania Libera e ora invece siamo su Radio Libertà. Antonio, Radio Padania Libera, Mimmo, ti ricordi? Sì. Ascolta, me lo diceva poco. Abbiamo passato RPL, sì. Tutte le abbiamo passate. La mitica regista Sveva mi dice che ogni tanto però ti si sente a tratti e sparisce la voce. O tu ti trovi... sarà un problema di segnale, posso spostarmi, ma purtroppo il segnale è... Quindi adesso mi sentite meglio? Mi sta dicendo appunto Sveva che ti vediamo molto male. Io non ti vedo proprio per niente, perché appunto non ci... Qua no, non riesco. Sì, sto chiedendo ausilio alla regista, perché appunto io sono ancora all'antica, io viaggio ancora con i pizzini, solo con i bigliettini di teatro. Diciamo che la cosa più bella è collegata, se è collegata adesso, è il nostro Mirko Manna. Io lo vedo benissimo, non so se voi lo vedete. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ti sentiamo Mirko, ti sentiamo. Allora, ci sono un po' di problemi tecnici oggi, quindi sarà il tempo. Sarà il tempo. Mirko, com'è a Roma il tempo? È bello o che cosa? Allora no, nuvoloso. Tanto per il cambiare. momento stamattina era meglio, invece adesso si è un po', comunque ha iniziato ad annuvolarsi. Vabbè. E invece va bene, possiamo iniziare. Allora, è arrivato Mirko, possiamo iniziare. Mimmo. Sì, iniziamo. Oggi io inizio. Facciamo un po' un giro panoramico. Iniziamo, ma io non riesco a vedervi, perché appunto in pratica non vedo né te né Mirko, però l'importante è che ci siate, che si sente e che la vostra voce arrivi. Ci siamo, e io vedo tutti, quindi. Mo ti vedo anche io, ti vedo, sì.
Quanto sei bello con quella sciarpa che ti avvolge il collo. Fashion. Sentite un po', Fashion. io ho sotto mano un comunicato del SINAPPE. Che faccio? Lo leggo io, visto e considerato che ho con me due degni rappresentanti, due segretari generali aggiunti. No, lo leggi tu e tutti sanno del contenuto. Quindi. Ogni tanto sparisce, Antonio. No, ho detto leggilo tu, ascoltiamo. Leggo io e Mirko ascoltiamo e poi ci pronunciamo. Ok, allora. Quindi leggilo tu tranquillamente. Allora, indirizzata al egregio signor direttore, lo scrivente, organizzazione sindacale, con la presente nota intende portare all'attenzione della signoria vostra le seguenti tematiche che alterano gli equilibri e i processi lavorativi del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Monza. L'attività di gestione di un carcere effettivamente non è certo cosa facile, in quanto il direttore e comandante di reparto dovrebbero tenere bene in mente che sono obbligati a porre attenzione allo stato psicologico del personale, alla loro soddisfazione nell'attività lavorativa, al loro interesse nel migliorarsi e al loro sentirsi parte integrante di una squadra sulla quale si può contare. Orbene, dalle informazioni pervenute da propri dirigenti sindacali, operante presso la suddetta struttura, risulta questa sigla sindacale che l'organizzazione del lavoro all'interno della suddetta casa di reclusione, ripeto quella di Monza, è da considerarsi deficitaria, tenuto conto che nei turni pomeridiani e notturni si registra quasi sempre la presenza di poche unità di personale per ciascun reparto detentivo, determinando una situazione di estrema criticità per il venir meno dei livelli minimi di sicurezza previsti dagli accordi decentrati, nonché compatibili con la logica dei numeri e con il comune buonsenso. Considerato che tali unità devono far fronte alla gestione di numerosi posti di servizio, qua fra parentesi viene precisato, vi sarebbe una sproporzione tra il personale assegnato di mattina, di pomeriggio e nel turno notturno. Il carcere di Monza ha una situazione gestionale della popolazione detenuta insostenibile a fronte di un sovraffollamento che ha raggiunto i limiti storici con i 740 detenuti presenti a fronte di una capienza di 411. Vabbè che so, da 740 a 411, poca roba insomma, sono solamente 339, esatto, mi aiuti Antonio e anche tu Mirko? Assolutamente sì, siamo circa un 70% di sovraffollamento. Posti letti e una carenza di una trentina di unità in quanto a personale presente. Appare chiaro che l'amministrazione centrale debba necessariamente provvedere quanto prima a diminuire il numero dei detenuti attualmente presenti nella sede monzese, che conta, si ribadisce, la cifra monstra di 740 ristretti e che rende la situazione pressoché invivibile per i detenuti e condizioni di lavoro proibitive per tutto il personale interno. La seguente organizzazione sindacale si vede pertanto costretta ad intervenire sulla questione in oggetto a causa del reiterarsi continuo di eventi critici ed aggressioni all'interno della casa circondariale di Monza. E vabbè, qua continua parecchio, è molto lungo, se no va a finire che mi piglio tutto lo spazio io. Quello praticamente che il SINAPPE, nella persona appunto del segretario generale aggiunto, il dottor Michele Di Sciacca, dice è una situazione che è abbastanza comune in quasi tutti gli istituti penitenziari italiani, o dico male, Antonio e Mirko? È una cosa abbastanza comune. Faccio risponde prima Mirko. Allora, diciamo che le criticità che ha rappresentato Michele sono sostanzialmente nel 90% degli istituti penitenziari. Questo anche perché ancora ad oggi va chiarita la questione del sovraffollamento carcerario, ovvero comprendere bene, dopo l'applicazione della sentenza Torreggiani, quali siano realmente gli spazi e quindi quando possiamo realmente parlare di sovraffollamento, perché in quella cella ce ne troviamo 2, 3
o in alcuni casi 4, e quindi rivedere un attimino proprio il contesto generale di quello che è il sovraffollamento penitenziario. Mentre per quanto riguarda il personale di polizia penitenziaria, purtroppo questo lo possiamo applicare al 100% degli istituti penitenziari, perché comunque siamo in una situazione organica che, nonostante gli impegni del governo, nonostante l'immissione da quando si è insediato il governo Meloni, l'attività fatta dal sottosegretario Ostellari, dal sottosegretario Del Mastro, anche se riusciremo ad inglobare per fine anno un totale in 3 anni di circa 10.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria, abbiamo comunque sia una perdita di altrettante unità per quanto riguarda il personale che va in quiescenza. Probabilmente quello che si dovrebbe fare, perché gli impegni del governo sono tantissimi. Mirko, perdona l'interruzione, spieghiamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Libertà che quiescenza significa pensione, perché noi abbiamo tanti ascoltatrici e tanti ascoltatori che non sono avvezzi a questi termini. Ripeto, a fronte di tanti nuovi assunti, poi ce ne stanno quasi altrettanti che vanno in pensione, perciò siamo punti a capo. Assolutamente sì, forse un passo, cosa che noi chiederemo, rappresenteremo ai nostri referenti al governo, Ostellari e Del Mastro, è quello di rivedere probabilmente un vero atto che potrebbe migliorare la sicurezza di tutte le donne e gli uomini del corpo di polizia penitenziaria, è quello di rivedere la pianta organica. Cioè, vista comunque sia i circa, sfioriamo quasi 66.000 detenuti, forse è il caso di rivedere la pianta organica, che intanto dovremmo sanarla e portarla a 42.000, ma un innalzamento della pianta organica quantomeno sui 55.000 agenti di polizia penitenziaria sicuramente sarebbe una grande mano a tutte le donne e gli uomini del corpo che oggi vivono in una grave carenza organica e sono costretti a ricoprire dai 3-4 posti di servizio. Certo. E a cui dobbiamo aggiungere che, oltre alle problematiche che subisce appunto il corpo degli agenti della polizia penitenziaria, c'è anche la questione, per esempio, degli operatori civili, degli assistenti sociali, degli psicologi, degli educatori, che appunto sono in numero veramente carenti. E meno male, leggevo stamattina su un comunicato di un'altra organizzazione sindacale che ci sono ben 20.000 volontari che ogni giorno appunto prestano il loro servizio all'interno delle prigioni italiane in maniera appunto volontaria e gratuita, perché se non ci fossero i volontari, ecco, sarebbe già un disastro. Leggevo che appunto in pratica c'è un volontario ogni 6 detenuti, mentre invece ci sono gli educatori, c'è un educatore per ogni 16 detenuti. Secondo me hanno fatto i conti per difetto, insomma. Qua c'è veramente bisogno, visto che comunque abbiamo un governo che sta dando parecchia attenzione al settore appunto penitenziario, c'è bisogno appunto di una ulteriore boccata d'ossigeno, insomma. Penso che forse dovrebbero esserne assunti ancora altri 10.000. Che dite, Antonio e Mirko? No, allora rispondo io su questo. Per la prima volta nella storia la pianta organica relativa ai funzionari giuridici pedagogici è pari a 0, nel senso che non ci sono carenze. Non è mai successo prima, e questo comunque va dato atto al nuovo governo che, ripeto, da ottobre 2022 ad oggi ha azzerato le carenze riguardanti i funzionari giuridici pedagogici, ai psicologi, i funzionari contabili. Come diceva prima Mirko, se noi guardiamo da ottobre 2022 ad oggi, considerando anche il concorso che parte a breve, che sono uscite ieri le date, di altri 3.200, ha incamerato, includendo anche questi qua, circa 13.000 unità del corpo di polizia penitenziaria, quindi è veramente tanta roba. Il problema sta a monte, il problema sta che, come diciamo sempre, Mimmo, la nostra amministrazione, il nostro corpo, il nostro mondo è stato abbandonato per tantissimi anni. Veramente c'è stata, ma non... mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ah, ok.
assolutamente non c'è stata attenzione, e quindi ci ritroviamo ad oggi come diceva prima Mirko, a salutare circa 10.000 colleghi. Poi io metterei dentro anche 1 migliaio tra vari ed eventuali, chi passa altro corpo, chi si congeda perché va a fare un altro lavoro, chi viene congedato perché è beccato con le mani nella marmellata. Purtroppo ultimamente, diciamo dopo il Covid ad oggi, nascono come funghi le varie indagini delle varie procure, ci ritroviamo veramente tantissimi colleghi sospesi dal servizio, quindi è un po' di cose che messe insieme creano comunque una bomba dell'orologeria. E a pagare dazio è il povero poliziotto di turno che la mattina si alza, va a fare il proprio servizio in prima linea, e quindi di conseguenza i numeri sono veramente ridotti. Però io dico sempre che bisogna guardare in questo caso il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno, perché rispetto a qualche anno fa di personale ce n'è. Io credo che ci sia una cattiva gestione di questo personale, una gestione sbagliata di questo personale. Su questo bisognerebbe ragionare, suddividerlo in maniera diversa, organizzarlo in maniera diversa, perché abbiamo tantissimi istituti che hanno dei protocolli vecchi di 15 anni, 10 anni, e Mirko me ne può dare atto. È la riorganizzazione del lavoro che è indietro anni luce in tantissimi istituti, e di conseguenza a pagare dazio, ripeto, sono gli operatori. Prima tu dicevi di circa 20.000 volontari che entrano all'interno degli istituti penitenziari. Mimmo, perdonami, ma su questo io ho una mia idea. Purtroppo sono pure tanti oggi che entrano all'interno degli istituti penitenziari. L'istituto penitenziario, su certi aspetti, dove ne entrano veramente tanti, sta diventando una caciara. Io non voglio accusare nessuno, e ci mancherebbe altro, però rispetto a qualche anno fa, dove gli ingressi erano centellinati, perché parliamo comunque di un carcere, di un istituto penitenziario, non in un porto di mare, dove entrano ed escono persone che spesso per carenza di personale fai fatica a controllare e a gestire certe dinamiche. Quindi io opterei più per una revisione, una costruzione, ristrutturazione degli istituti esistenti, quello sì, per creare nuovi posti, quello sì. Nuove assunzioni io credo che ce ne saranno sicuramente, perché sì, va bene l'innesto di 13.000 unità e tanta roba, Mirko me ne può dare atto, perché siamo e facciamo sto lavoro, parlo di lavoro sia poliziotti che sindacalisti da un bel po' di anni. A me non risulta che un governo abbia attenzionato così tanto il nostro mondo, ripeto, assumendo circa 13.000 poliziotti, assumendo tantissimi funzionari giuridici pedagogici, assumendo funzionari contabili. Noi a breve ci ritroveremo in ogni istituto con un direttore e un comandante. Questo è un qualcosa del genere per noi fino a qualche tempo fa era pura utopia. Sbaglio, Mirko? Mirko Manna, ci sei ancora con noi? Abbiamo perso Mirko Manna? Sì, no, c'è. Devo solamente fare una precisazione, Antonio, perdonami. C'ho sotto gli occhi lo scritto da cui ho preso quei dati: un volontario ogni 16 detenuti contro un educatore che ne ha 65. Ho sbagliato? Sì, però Mimmo, sì, perfetto, però c'è una pianta organica da rispettare, e te lo garantisco 100%, dati ufficiali. Ad oggi la pianta organica dei funzionari giuridici pedagogici con le ultime assunzioni, carenze pari a 0. È stata azzerata la carenza, non era mai accaduto nella storia. In sostanza, Mimmo, non è che, allora, quello che comunque hai letto tu non è sbagliato, nel senso, anche lì ci troviamo. Ti faccio un esempio anche nella polizia penitenziaria. Sì. L'assunzione delle donne. Noi tecnicamente la pianta organica oggi, così come era prevista per le donne, è satura. Quindi significa che noi non dovremmo assumere più personale femminile, ma questo sarebbe una discriminazione. È pur vero che nella polizia penitenziaria non sono tanti i posti dove poterle impiegare, quindi non abbiamo un numero così eccessivo di penitenziari femminili, e all'interno dei reparti non le potremmo impiegare. Quindi da lì quello che sostanzialmente chiediamo come polizia penitenziaria è quindi l'innalzamento di quella che è la pianta organica del personale, la costruzione di nuovi penitenziari, ma è tutto determinato dall'attuale
sovraffollamento penitenziario. È per questo che un educatore ha 60-100 detenuti, nonostante siano stati fatti da questo governo assunzioni al fine di sanare quella che è la pianta organica, ma purtroppo parliamo di sovraffollamento penitenziario, quindi gli attuali posti sono, la soglia di tollerabilità è stata superata da almeno un anno e mezzo, e quindi ci troviamo in questa situazione, e tutto grava poi sugli educatori, assistenti sociali, anche sui volontari, che ben venga, e a cui vanno il nostro particolare ringraziamento per l'impegno a titolo gratuito che mettono ogni giorno per alleviare quello che è il sistema detentivo. Però va rivisto il sistema, va rivisto i carichi di lavoro, va rivista la riorganizzazione del lavoro, come diceva Antonio, perché probabilmente alcune figure dirigenziali dovrebbero rivedere quella che è l'organizzazione del lavoro e rimodularla con un'ottica completamente diversa, che oggi, visti i nuovi incarichi che svolge la Polizia Penitenziaria tra AGIO, GOM, USPEV, controllo sul territorio per il UEPE, gli UDEPE, sono tutte risorse che vengono distratte. Mirko, perdonami, ti devo interrompere perché siamo nella prima parte e dobbiamo dare la pubblicità. Restate con noi, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, siamo sempre nello Spazio Più in collaborazione col SINAPPE, e con me ho Antonio Fellone e Mirko Manna, che sono appunto due rappresentanti di questa organizzazione sindacale. Prego Mirko, prosegui nella... Sì, quello che dicevo è che va rivista il sistema, l'organizzazione del lavoro in primis, e poi dobbiamo iniziare a vedere realmente se le piante organiche, che secondo noi sono ormai obsolete, vanno riviste, partendo dalla Polizia Penitenziaria in primis, che comunque sono i detenuti. Ci siamo persi Mirko. La sicurezza all'interno dei reparti detentivi? Sì. Prego. Mirko. Sa che l'abbiamo perso. Mirko? Mi sentite? Adesso sì. Prego Mirko, sì? Prosegui. Quello che dicevo è proprio questo, vanno riviste le piante organiche. Allora mi sta dicendo, solo così possiamo dare mi sta dicendo Sveva, la nostra regista, che forse è meglio proseguire col telefono perché abbiamo dei problemi tecnici qua in... Antonio, prova a parlare tu, vediamo un po' se ti sentiamo. Niente. No. Proseguiamo la trasmissione via telefono. Antonio? Abbiamo qualche problemino, insomma, stavamo parlando appunto di quelle che sono le problematiche del mondo delle prigioni italiane. Ora vediamo di ripristinare il collegamento via telefono sia con Antonio Felloni che con Mirko Manna e proseguiamo appunto. Ecco, io avevo dato lettura parzialmente di quello che è un comunicato del SINAPPE firmato appunto dal dottor Michele Di Sciacca, che appunto è un segretario generale. Va bene, ok. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Eccomi, in attesa appunto di ricollegarci telefonicamente sia con Antonio Felloni che con Mirko Manna. E che faccio? Io prendo e proseguo appunto la lettura del comunicato appunto del dottor Di Sciacca. Allora, eravamo arrivati appunto alla... Allora, il lavoro del poliziotto penitenziario è un lavoro di per sé già complesso, svolto all'interno di ambienti altrettanto difficili, dove la rabbia, le ansie, le paure, le preoccupazioni. Ma la regia mi dice che appunto Antonio Fellone l'abbiamo recuperato. Ci sono telefonicamente, ma ci sono. Sì, perché ci sono problemi con Skype. Quindi sì, praticamente mi diceva Sveva che praticamente il telefono che appunto ogni tanto, il collegamento che appunto ogni tanto fa le bizze, per cui è sparito. Insomma. Sì, la continuiamo telefonicamente, va bene. Dunque siamo sempre alle solite, Antonio. Tu ormai sono anni che ripeti, anzi sono 2 anni e mezzo che dici che appunto con questo governo abbiamo dato appunto al mondo prigioni, soprattutto a chi ci lavora dentro, una grossa mano. Però ecco, mi sorge spontanea una domanda, Antonio. Il problema è questo. Prima Mirko Manna appunto parlava della riorganizzazione delle piante organiche, ma qua se io per esempio facevo l'esempio, stavo leggendo il comunicato che riguarda il carcere di Monza. Il carcere di Monza è un carcere nuovo, relativamente nuovo, dove appunto ci sono celle per 2 persone con i letti a castello e c'hanno addirittura i tavolini murati e le sedie e diciamo gli sgabelli anche loro murati. E praticamente a volte fra i letti a castello e gli sgabelli e i tavolini ci sta giusto lo spazio per mettere a terra un materasso e farci dormire un terzo detenuto. Ecco, la maggior parte di istituti che risalgono agli anni '80 sono stati fatti in questa maniera e c'è poco insomma da aggiustarci. In effetti mi viene fuori la curiosità come cavolo fanno per esempio nell'istituto di Monza a metterci quei 339 detenuti in più, che come fanno? Mimmo, ma quello che ti dicevo io prima, urge assolutamente l'intervento strutturale. Noi ne abbiamo detto già nelle scorse trasmissioni, è stato individuato da questo governo comunque un commissario per l'edilizia penitenziaria. Cosa mi è successo prima? Quindi dobbiamo dare tempo. Chiedo venia, ma sono raffreddato. Gli dobbiamo dare tempo a questa persona comunque di lavorare e di iniziare dei progetti. Comunque i fondi sono stati stanziati e sappiamo bene che sono 166 milioni di euro. Dei progetti ci sono in atto, cioè veramente qua non è che uno c'ha la bacchetta magica che può risolvere il problema in un mese. Antonio, perdona l'interruzione, però questa è una domanda che rivolgo a te e anche a Mirko Manna. Voi appunto avete un certo ruolo, una certa collocazione, ecco, ma vi faccio questa domanda perché quando finisce la trasmissione poi mi arrivano messaggi, mi arrivano telefonate, mi arrivano pressioni dall'alto, dai piani alti di questa radio, che appunto ricevono telefonate da altre organizzazioni sindacali, di altri agenti, comunque anche da altri ascoltatori, che in pratica loro invece vogliono una soluzione che sia più rapida, perché, e me lo insegni tu, per costruire, cioè quando tu dici le cose bisogna farle appunto con calma. Io per venire al mondo ci ho impiegato 9 mesi, generalmente ognuno di noi per nascere ci impiega 9 mesi. Ecco, il problema è questo, che per costruire le carceri ci vogliono, non ci vogliono i giorni, però appunto io ricevo pressioni da più parti, dove c'ho la gente che sta a contatto diretto col detenuto e comunque l'operatore penitenziario che appunto va a lavorare e si immola per questo lavoro, perché tante volte io mi domando come cavolo fate voi a fare il vostro lavoro con le miriadi di problematiche che ci sono con
come fate voi a essere sereni, per esempio ad andare a lavorare sapendo che da un momento all'altro potreste venire denunciati, perché siamo ormai in questo stato di cose in cui se uno poco poco alza la voce, non dico che stringe un po' il polso a un detenuto, voi vi ritrovate denunciati per tortura. Ecco, io ultimamente sto ricevendo parecchie lamentele da gente che appunto sta sul campo, sta in trincea, in prima linea praticamente, e vuole delle risposte. Non gli possiamo rispondere: "Ma mo stiamo costruendo delle nuove carceri". Io per esempio, ecco, oltre alla 'sta notizia che ho dato prima dei tanti volontari che entrano, è venuto fuori anche la notizia del ministro Nordio che farà le carceri modulari, cominciando appunto tu poi sicuramente sarai più preciso di me, Antonio, e parla Allora, di Mimmo, un carcere modulare che sta in Friuli, in Trentino, no? Mimmo, allora, il problema non è sostanzialmente di facile risoluzione, perché io comprendo tutti coloro che dicono sì, ma sono tantissimi anni che sentiamo parlare di strutture, costruiamo, poi sostanzialmente abbiamo sentito anche il periodo del presidente Ionta, quando si parlava addirittura di creare le carceri sopra delle vecchie navi da guerra. Sì. Cioè, ne abbiamo sentite talmente tante, ma io invito a tutti a una riflessione. Intanto ci sono circa 36.000 detenuti con pene inferiori a 3 anni. 9.000 con pene inferiori a 1 anno. Allora, non sta a noi come polizia penitenziaria e a noi come sindacato, né tantomeno al governo, sovvertire l'ordine democratico di una scelta di un magistrato. Lo dico perché se i magistrati, oggi vediamo una buona parte della magistratura, vedi il caso del Mastro, sì, per 3 volte richiesta l'archiviazione, alla fine lo dobbiamo condannare, perché cosa non si sa. Poi sono curioso di leggere la sentenza per l'elemento soggettivo di questo reato, perché secondo me è veramente una cosa assurda. Ma fermo restando questo, se 9.000 persone hanno una pena inferiore a 1 anno, per me non dovrebbero stare in carcere. Parlo da libero cittadino. certo. Stessa cosa per quelle con pena inferiore a 3 anni. Cioè parliamo di 36.000 persone. Non è che puoi chiedere ogni volta buttiamoli fuori, facciamo l'indulto, l'indultino. Assolutamente no. Ci sono delle misure che vengono applicate su una scelta di un magistrato che è l'unica persona che ha avuto tutto l'iter processuale, quindi si è ritenuto che l'elemento non era più possibile tenerlo fuori, lo ha inserito, gli ha dato una condanna e ce li troviamo nel sistema penitenziario. Ma ci rendiamo conto che 36.000 persone potrebbero... guarda, togliamo i 36.000, parliamo dei 9.000 che hanno una pena inferiore ad 1 anno. Cioè ci rendiamo conto che meno 9.000 nel sistema penitenziario sarebbe oggi riportare a quantomeno a dei livelli sostenibili il sistema penitenziario. Il problema non è solo polizia penitenziaria, sovraffollamento penitenziario. Come ci si arriva a questo? Cioè, noi possiamo costruire in altre 200 carceri, ma se poi sostanzialmente buttiamo dentro tutti, vogliamo parlare dei detenuti con problemi psichiatrici? Cioè vengono costruite le REMS nelle regioni per 18 posti. Ti faccio l'esempio della Sicilia, Barcellona Posto di Gotto, ex OPG, 350 persone con problemi psichiatrici, facciamo le REMS per la Sicilia, forse arriveremo a 22 posti per tutta la regione Sicilia. E questo è avvenuto prima di questo governo. Il sistema sanitario è passato alla sanità nazionale perché la ratio del passaggio doveva essere che garantivamo anche alle persone ristrette all'interno dei penitenziari italiani la stessa dignità delle persone che sono a piede libero. Non è così, non è assolutamente così. Credo che molti delle persone ristrette vorrebbero tornare al vecchio sistema, avere i medici che sono sempre presenti all'interno del sistema, all'interno del penitenziario, avere gli infermieri, però nessuno ha il coraggio di dire che quel passaggio è stato sbagliato. Chiudere gli OPG, così come erano strutturati, sicuramente era un modello da rivedere, sicuramente, non dico di no. E posso capire il fatto di dare pari dignità anche nel sistema sanitario, ma il problema è che non l'hanno avuta la pari dignità.
è che quelli che oggi hanno necessità di adeguate cure psichiatriche non la ricevono e sono messi nelle stesse reparti dove ci sono gli altri detenuti che spesso sono costretti loro stessi ad intervenire per quello che si va a generare l'evento critico all'interno del sistema, perché purtroppo sono persone che non sono coscienti di quello che fanno. Cioè, il problema non è solo costruiamo carceri, assumiamo poliziotti penitenziari, assumiamo di qua, assumiamo di là, perché se no diventa un ricettaio di quello che è il sistema penitenziario, che deve assolutamente tendere alla rieducazione e al reinserimento del reo. Oggi si trova in questa situazione, nonostante gli impegni di questi 2 anni e mezzo di governo, 3 anni, perché partiamo da 40 anni di totale abbandono. Questa è la realtà dei fatti. O di totali errori comunque sia, perché assolutamente sì. Ti faccio l'esempio di quello che oggi abbiamo visto, le sentenze su Parma e su Spoleto, dell'affettività in carcere. Sì. Benissimo, ho letto di tutto, ho letto associazioni contentissime, è un'evoluzione. Secondo me è una presa in giro, perché appunto assolutamente cioè, ma stiamo poi parlando di fare, cioè di dare degli spazi quando appunto non c'è manco lo spazio per vivere. Ma no, ma oltre a quello, Mimmo, cioè la dignità della persona, di colui o di colei che andrà a fare quel tipo di colloquio. Poi tra l'altro il controllo penso che sia quasi impossibile, perché senza banalizzare quello che potrebbe succedere, ma ci sarebbero grandi difficoltà, e a questo punto, qualora si dovesse arrivare a questo sistema, saremo noi a manifestare per chiedere il mallevo sulla 386, la colpa del custode, perché o lo togliete dal codice penale o una cosa del genere non si può assolutamente sentire, che il poliziotto penitenziario non può vedere, ascolta da lontano, da remoto, non si comprende bene il controllo, ma dico io, ma se il detenuto comunque si comporta bene, che tu gli dai questo tipo di ma non è meglio un permesso premio? Infatti. Gli dai la dignità di raggiungere i propri aspetti a caso, a quello che è. Cioè, ma lì deve lavorare il magistrato, insomma. Noi invece abbiamo i magistrati che scendono in sciopero. Non è solo la polizia penitenziaria, Mimmo, o l'educatore, l'assistente sociale, il capo del DAP e i nostri sottosegretari, e anche la magistratura, che dovrebbe un attimino avere più coscienza ed essere più incisiva sulle scelte, su quello che si fa, perché poi applicare una sentenza, dire ok, emetto una sentenza, ma nell'applicarla nel sistema penitenziario oggi, tipo quella dell'affettività in carcere, è inapplicabile per come sono oggi le strutture. Parliamo di strutture borboniche, cioè veramente abbiamo carceri che comunque sia sono obsoleti di più. Quindi dove andremo a fare questo? È lì. Il vero problema reale è che nel mondo, nel sistema penitenziario, in quello che è oggi l'attuale sistema penitenziario, determinate scelte si ripercuotono su chi? Sulle uniche persone che non possono dire nulla, che sono donne e uomini della polizia penitenziaria, donne e uomini delle funzioni centrali, che lavorano all'interno di un sistema penitenziario e che ogni carico di lavoro purtroppo e ogni scelta opinabile, non voglio dire sbagliata, opinabile di chi ritiene la persona che il soggetto non possa essere più a piede libero, ricade su queste donne e uomini che sono dei lavoratori come tutti gli altri, che fanno oltre il dovuto, chiaro, nel senso nel far comprendere che non la risolviamo solo con assumiamo di più, apriamo 9 carceri. Bisogna un attimino istruire anche chi decide di metterli dentro, chi decide di metterli fuori. E là, se ognuno realmente con coscienza iniziasse a prendere scelte ed avere, perché poi si parla, perché un magistrato hanno il mallevo su quella che può essere una scelta sbagliata o giusta. Cioè, se un lavoratore sbaglia, ha una polizza assicurativa, o il datore di lavoro, o lo stesso se è un professionista, come può essere un avvocato, un notaio e quant'altro, che pagano il loro errore attraverso una polizza assicurativa. Ma anche questo dovrebbe essere anche per la magistratura. Mirko, tu però mi provochi in questa maniera, tu mi provochi, visto che siamo
vicino alla data della scomparsa di Alberto Sordi, mi riviene fuori il Marchese del Grillo che dice io so io e voi siete un puntini puntini. Cioè, i magistrati appunto questo dicono, decidono loro, fanno loro, decidono tutto al contrario di tutto, perché oltre alle telefonate che io e i messaggi le pressioni che ogni tanto ricevo, perché appunto qualcuno vorrebbe che voi che siete all'interno delle prigioni, voi che siete le organizzazioni sindacali, dovreste usare una bacchetta magica e risolvere i problemi in un attimo. E voi questo dovete fare. È possibile che non riuscite ad attrezzarvi con una bacchetta magica che risolve i problemi in 448? Sarebbe troppo bello avere questo potere. Purtroppo non ce l'abbiamo. Quello che possiamo fare sicuramente e che facciamo giornalmente per la polizia penitenziaria è sensibilizzare il governo e i vertici dell'amministrazione al fine di dirimere quelle che sono poi le problematiche reali che donne e uomini subiscono all'interno del sistema penitenziario. E devo dire che col nuovo aspetto dell'amministrazione penitenziaria c'è una sensibilità mai dimostrata prima nei confronti di chi purtroppo per 4-5 carichi di lavoro a volte si cade in errore, e io credo che solo chi non lavora non sbaglia, su questo ne sono fermamente convinto. Altra sensibilità che deve far assumere questo governo è sulla magistratura. Mirko, ti devo interrompere perché c'è Antonio che mi diceva che deve scappare via prima, perciò diamo a lui una parola, così poi ci saluta e ci lascia. No, io vi ascoltavo con attenzione, riguardo alla bacchetta magica, ma magari, però una cosa la posso dire, noi possiamo vantare di essere il secondo sindacato a livello nazionale, semplicemente Mimmo, perché noi lavoriamo nel quotidiano al fianco dei colleghi, sempre, a prescindere e comunque. Perciò quando si parla di sindacati ci sono i sindacalisti e i sindacalai e chi usa l'organizzazione per interessi personali. Fortunatamente questo a noi non ci appartiene, perché noi del SINAP lavoriamo veramente H24 a fianco dei colleghi sempre. Antonio, non per niente, Antonio Fellone, non per niente io ho dato la voce a te e al tuo sindacato, cioè io ti giudico una persona seria, però ogni tanto ricevo pressioni, ripeto, ma ultimamente sono molto aumentate. Io prima di venire in trasmissione ero in carcere, ero a Canton Mombello, sono attualmente ancora in carcere nell'ufficio qua, nel carcere di Verziano. Domani mattina, che è sabato, potrei starmene tranquillamente a casa, ma andiamo sempre in galera a fianco ai colleghi ad ascoltare, a cercare di aiutare, sentire, mostrare vicinanza e capire dove intervenire. Noi questo lo facciamo H24 tutti i giorni, forse la domenica ci fermiamo perché Cristo Santo, voglio dire, abbiamo pure una famiglia. A volte però c'è chi fa dei gridi di allarme e sono veritieri, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però io credo che attorno al mondo carcere ci sia tantissima strumentalizzazione, e questa strumentalizzazione viene fatta soprattutto da gente che non conosce realmente il mondo carcere. E poi chiudo dicendo che l'organizzazione sindacale deve garantire i diritti di tutti i poliziotti a prescindere. Come noi poliziotti ovviamente dobbiamo garantire il dovere a 360 gradi nei confronti dello Stato e dell'amministrazione. Questo perché a volte mi incazzo, perché tutto quello che accade all'interno di un carcere poi gira che ti rigira, la responsabilità è sempre del sindacato, ma il sindacato ha i mezzi a disposizione e noi come SINAP li sfruttiamo nel quotidiano sempre, anzi forse anche troppo. E che a volte bisogna fare un discorso più a 360 gradi. Io ripeto, numeri alla mano, abbiamo una situazione ovviamente emergenziale, ma io direi che a questo punto secondo me bisogna solo avere ancora un po' di pazienza e soprattutto devono lavorare tutti a 360 gradi, perché tanti istituti vanno riorganizzati, tanti istituti vanno ristrutturati, tanti istituti vanno chiusi. Io qualcosina ne so, parlando del Nerio Fischione vecchio Canton Mombello, istituto dell'800, ma assolutamente chiuso, non lo urliamo da anni. I fondi sono stati stanziati, però bisogna avere anche tempo, perché queste persone che oggi si lamentano
Qualche anno fa, quando c'erano governi, sappiamo bene che veramente facevano assunzioni 300 più 100, 200 più 100, 50 più 100, non si lamentavano. Antonio, però ti credo... posso chiedere una cosa. Mirko Mann ci ha dato dei dati ben precisi. Ha parlato appunto delle persone con pene lievi che potrebbero essere messe fuori domani stesso. Ecco, dalla posizione che tu occupi, ma chi non ci può essere fuori? Ti ha detto Mirko? No, sì, ho capito, infatti, no, ti sto dicendo, il sindacato, comunque la Lega, che è appunto il partito che praticamente ci rappresenta, la radio sta appunto nel palazzo della Lega in via Belleri a Milano, ecco, la Lega non può far presente che appunto ci sono X migliaia di persone detenute che potrebbero essere fuori dall'oggi al domani, se certa giustizia, invece di perdere il tempo in chiacchiere, non facesse il suo lavoro, aumentassero il numero dei magistrati di sorveglianza che possano prendere, alleggerire quella che è la pressione. Sì, ti rispondo, sebbene che ci sta lavorando da tempo il sottosegretario Stellari, sono state individuate delle comunità, ci sono comunque, c'è al lavoro una task force che comunque per cercare di risolvere questo tipo di problema, però tu puoi arrivarci fino a un certo punto, perché a decidere la scarcerazione o l'affidamento del detenuto è sempre solo la magistratura, non è la politica, non è il sindacato, non è la polizia penitenziaria, non sono i direttori di istituto. Purtroppo in Italia, sebbene che la burocrazia, se negate proprio perché veramente prima di portare a casa qualcosa la gente ci deve sbattere la capoccia. Scusatemi se sto parlando così, ma poi su certi argomenti io poi mi scaldo. Il problema non è questo, è anche questo, perché poi è un attimo strumentalizzare questa cosa e far passare per una sorta di indulto o altro, come ha sempre detto chi sta a capo di questo governo, niente indulto, niente amnistia. Ovviamente si punta sul trattamento, però c'è da dire un'altra cosa, ripeto, non è il governo, non è Mirko Mann, non è Antonio Fellone, Mimmo Magnetta che deve lavorare e valutare queste situazioni, perché comunque le norme ci sono, vanno solo applicate. Allora, solo così tu puoi svuotare parte di un istituto penitenziario. Però va fatto anche un altro discorso. Questi signori che dicevamo prima che gli manca poco alla pena, sono quelle persone che tu li metti fuori e dopo 2 giorni te li ritrovi in carcere, perché sono persone che non hanno nulla da perdere. Il discorso va fatto ma a caratteri diversi. Valutiamo ancora, perché il problema principale è questo, valutiamo, si sta lavorando, si deve lavorare sul rimpatrio di queste persone, perché l'80% di queste persone provengono da altri paesi e sappiamo bene che il problema principale, diciamo, i problemi principali nascono proprio da questa tipologia di detenuti. Finché non riusciremo a risolvere questo problema, purtroppo ci ritroveremo in istituto sempre tanta gente in più, perché io sento parlare anche questo nuovo governo, con questo nuovo governo sono aumentati i detenuti agli adulti e ai minori. Certo che sono aumentati i detenuti rispetto al 2022, ma sono aumentati anche in maniera spropositata i reati. Furti, tentati omicidi, estorsioni, si sono triplicati, in alcuni casi quadruplicati questi reati. Sì, si stanno distinguendo anche minorenni si stanno distinguendo alla grande. Io ti parlo di giustizia minorile e ti parlo di adulti. Sì. Ma il fenomeno che stanno vivendo di questi maranza, commettono reati in continuazione, ma questi signori li dobbiamo tenere fuori o vanno messi in carcere? Vanno messi in carcere e il numero di detenuti aumenta. Se c'è una legge, la legge vale per tutti e la legge deve essere rispettata, se non la rispetti te ne vai in galera. E se i reati, lo dicono dei dati ufficiali, non lo sta dicendo Antonio Fellone, si sono addirittura in alcuni casi quadruplicati, la colpa non è del governo. La colpa è magari di chi in precedenza ha dato possibilità a queste persone di fare quello che volevano loro. Antonio Fellone, siamo giunti al termine del nostro tempo. Infatti io dovevo andare un po' prima, però adesso vi voglio salutare che ho un impegno familiare, quindi vado via 30 secondi prima. Ringrazio Mirko per la disponibilità, grazie Mirko. Grazie a voi. Grazie Mimmo, grazie a tutti. Fermo là Mirko, non te ne andare tu, facciamo andare via Antonio, il saluto finale lo dai tu. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ciao Mirko, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria, grazie alla regia che oggi è stata
super brava e estremamente gentile. Ci vediamo e ci sentiamo venerdì prossimo. Un abbraccio a tutti, viva il SINAP e viva la Polizia Penitenziaria. Buona serata. Ciao. Mirko, a te saluti, a te il commento finale, dai. Il commento finale, Mimmo, è che dobbiamo rivedere quello che è il sistema penitenziario, dobbiamo partire proprio da chi sceglie chi deve andare all'interno del sistema penitenziario e chi deve starne fuori. Certo. Beh, speriamo insomma che si diano da fare, perché d'altronde assolutamente sì, e la responsabilità civile per chi fa quel tipo di lavoro del magistrato, secondo me, deve essere obbligatoria, come lo è per tutti i lavoratori. Se uno sbaglia paga. La sindrome del Marchese del Grillo credo che nel 2025 sia assolutamente da eliminare. Dobbiamo togliere quelle che sono le personalizzazioni, che poi a subirne le conseguenze è il libero cittadino. Grazie Mirko Manna, grazie. Ringrazio te per la tua partecipazione, ringrazio tutte le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori per aver avuto la pazienza di stare a sentire quelli che sono dei problemi che a me sembrano di difficile soluzione, però noi non demordiamo, noi ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 siamo qua a Radio Libertà a parlare delle donne, degli uomini, della polizia penitenziaria, di tutti e anche dei detenuti, sono di tutti quei poveretti che a me hanno a che fare con quello che è il panorama carcere in Italia. E ringraziamo anche i magistrati che tante volte potrebbero lavorare un pochino di più, insomma. Grazie ancora e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Ciao Mimmo, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando